Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa della Delizia, un 1° maggio fantastico alla Sagra del Vino e la festa continua. Oggi abbiamo iniziato con la camminata, con la marcia alla 52esima, un grande successo, ma non è solamente questo, insomma questa è una cosa importantissima. C'è la bellissima mostra dei 100 anni della SAS, di conseguenza una mostra di un'associazione sportiva che compie 100 anni, che non è un anniversario di poco conto, ecco. E poi abbiamo tutto il programma, le attività culturali, l'intrattenimento, i chioschi, le giostre per i bambini, sì, tante cose per le famiglie e per anche i cultori della cultura e dell'arte. Da non perdere la mostra arte vegetale che è qua proprio alle spalle ed è un qualcosa veramente di unico che solo Casarsa può garantire. Certo, insomma, questo è un lavoro di Daniele Dennisberto della Fioreria Non Solo Fiori e di conseguenza è un'opera unica costruita per noi e che speriamo che possa proseguire fino a Natale, a vedersela illuminata con le luci di Natale. In questo caso tutte e due sono di bassa connotazione, cambia il marchio utilizzato, quindi cambia il colore, però la lavorazione è quella, quindi cosa mi aspetto da tutte e due? 4,756. Probabilmente fisicamente non la ricostruisco, nel senso che adesso non la ricostruisco. Con quello effettivamente non mi sono qua. No, ma gente è tutta affilata, uscire circa dopo fissi e perché così no, ho detto voglio capire dove sono i sbagli, l'ho finito non amor di Dio, quadrati ma soggetti più belli. Grazie. Figli di noi e San Sì. Oh, buongiorno. Ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Piano si sta bevendo. Ecco qua. Proprio che si sentono male, va bene dai.
l'altro che fa Io prendo un Cabernet Franc di Cornium. I 2 falanghina? e messiere.